Francesco Manca, candidato sindaco di Nuoro. Ieri l'iniziativa Fare Comunità, un incontro con i sostenitori, con i cittadini per far conoscere la vostra idea di governo della città. Sì, ieri abbiamo dato via ad un'iniziativa che è quella di ricominciare a parlare della città con progetti, con proposte in netta discontinuità con l'attuale amministrazione. Ieri sera abbiamo dato appunto vita ad un grande movimento civico che vuole appunto riappropriarsi del governo della città con la partecipazione, con un programma che nasce dal basso. Io l'ho chiamata la carica dei 100 sindaci, cioè quella di una comunità che vuole veramente ricostruire partendo dal basso. Fare comunità è il senso dell'iniziativa, perché vuol dire due cose: fare comunità all'interno della città, ma Nuoro deve fare comunità anche con il proprio territorio, dal quale è capoluogo, ma che in questi ultimi anni, per il quale in questi ultimi anni non è stato il punto di riferimento, si è isolato e il territorio non guarda più alla città come punto di riferimento di tutto il territorio. Qual è l'ambito politico in cui intendete muovervi e voi proponete le primarie? Sì, noi abbiamo detto questo. All'interno del centro-sinistra l'unico chiarimento possibile è quello di arrivare a delle elezioni primarie. Noi chiediamo le elezioni primarie perché crediamo che il candidato sindaco di Nuoro non debba essere deciso da pochi nelle stanze dei partiti, ma debba essere un sindaco che veramente possa essere condiviso da tutto il gruppo, diciamo, da tutta l'area del centro-sinistra, l'area che poi è quella dell'esperienza di governo attuale. Da questo punto di vista proprio ieri abbiamo iniziato la raccolta delle firme per le primarie con la certezza che la discussione, l'ampliamento del dibattito e le primarie possano essere un momento in cui i democratici di tutta la nostra città possano realmente ritrovarsi per scegliere persone, programmi, uomini e donne per il governo di questa città.